Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi assieme vivremo un'esperienza straordinaria. Attraverso una mulattiera militare andremo a scoprire una fortezza sotterranea, 5 km di gallerie, 140 postazioni tra artiglieria e mitragliatrici, depositi di armi e munizioni. Fino a 15.000 soldati riuscivano a vivere lì per lunghi periodi. Un qualcosa di incredibile. Non solo, andremo a scoprire uno dei sacrali più importanti di tutta Italia, spettacolare e suggestivo. Questo e molto altro nel video di oggi. Allora, che state aspettando? Venite con me in questa nuova avventura. Punto di partenza di oggi è dal santuario della Madonna del Covolo, è qui di fronte a me. Sono in provincia di Treviso, nel comune di Crespano, in Veneto. Da qui inizierà la mia avventura. Il santuario della Madonna del Covolo è un piccolo capolavoro ideato e commissionato ad Antonio Canova su forma e somiglianza di un altro dei suoi capolavori proprio qui in zona, il Tempio Canoviano di Possagno. Questa non è la struttura originale nell'epoca del XII secolo, ma è stata ampliata successivamente perché c'era un grande flusso di pellegrini e quindi c'era la necessità di costruire un'opera più grande. La leggenda narra che una pastorella, proprio qui di Crespano, gli apparse la Madonna. Lei era sordomuta, eppure gli venne ridato l'uso della parola e dell'udito. La Madonna voleva che venisse costruita proprio qui, in questo punto, una cappella, proprio in suo onore, e doveva dirlo a tutta la popolazione. La pastorella, giunta in paese, comunicò a tutti gli abitanti la sua apparizione. Sorpresi che aveva riacquistato udito e parola, iniziarono subito i lavori. Al tempo era ardito salire qui e costruire qui l'opera. Decisero quindi di costruirla poco più sotto. Durante il giorno iniziarono i lavori e costruirono le mura, ma nella notte venivano distrutte, questo per diversi giorni, quando riapparse la Madonna e comunicò alla pastorella di comunicare che era questo il punto esatto dove costruirla. Quando i lavori terminarono, apparve nuovamente la Madonna qui sotto nel fondovalle e creò una sorgente dalla roccia viva. Esiste ancora oggi, si dice che ha delle proprietà salutari, si chiama sorgente Trebusi e c'è un percorso per raggiungerla. Nel 1944, poco dopo che furono terminati i lavori, una frana andò a colpire, a distruggere in parte quest'opera, questo santuario. All'interno c'era la statua della Vergine Maria e fu ritrovata qui nel fondovalle, miracolosamente, ancora tutta intatta. Da qui inizia il mio giro e adesso vado a portarmi sul sentiero 105 per iniziare la salita di oggi. Nel versante sud-ovest del massiccio del Grappa ci sono delle file di alberi disposti in modo da formare due lettere, la W e la M. Furono piantati nel primo dopoguerra dai cittadini crespanesi per dare onore alla Madonna che in quei luoghi fece il miracolo. Al tempo era un territorio privo di vegetazione. Poi a lei sarà dedicato, durante poi l'epoca fascista e la seconda guerra mondiale, i seguaci di Mussolini tentarono di convertire il significato in Viva Mussolini, ma senza risultato. Parto dai 600 metri di altitudine e imbocco il sentiero 105, la mulattiera del Covolo, mulattiera militare che serviva per portare i soldati e gli armamenti verso la cima del Monte Grappa. Parto con una vista panoramica sulla pianura padana, sui colli asolani, un vero spettacolo. Non da meno in questo momento l'immersione nella natura, nel bosco, nella vegetazione in questa vallata è veramente molto suggestiva. Partendo alla mattina presto si ha l'opportunità di scoprire e di incontrare anche la fauna, i caprioli, il muflone, il cervo e il camoscio. È una salita costante, ricca di tornanti. Un fondo irregolare non ti fa mai prendere il ritmo. Il fondo varia man mano che si sale. Ci sono circa 40 tornanti per arrivare al primo punto di interesse, rifugio Ardosetta, 1400 metri circa di altezza. Qui si aprono diversi scorci sulla vallata. Se siamo fortunati nelle giornate limpide si può ammirare la laguna di Venezia, vedere la laguna e le barche
che navigano. La pendenza iniziale è dell'11-10%, continua a salire con punte anche del 26%, con questo fondo irregolare che cambia da punto a punto, da stagione, dalle condizioni climatiche. È sempre un'avventura per mettersi alla prova e provare se si è in forma o meno. Ma sappiamo esattamente cos'è il massiccio del Grappa, il monte sacro alla patria. Per il turista che viene qui per la prima volta magari è il panorama che si può ammirare da questa altezza, per altri la storia della Grande Guerra. Ma il Monte Grappa non è solo questo, oggi regala la possibilità di fare trekking, ferrate, giri in mountain bike, di scoprire una flora e una fauna veramente particolari, e la storia dell'ultima difesa che l'esercito italiano ha posto contro gli austro-ungarici, l'ultima linea difensiva qui sulla cresta del massiccio del Grappa. Dopodiché, se avessero conquistato questo territorio, gli austro-ungarici avrebbero preso possesso di tutta la parte settentrionale dell'Italia. Dopo 7,3 km e 800 metri di dislivello circa, raggiungo un punto d'appoggio, il rifugio Ardosetta, a 1450 metri sul livello del mare. Lì in alto posso vedere il rifugio Bassano, un altro punto d'appoggio. Lì sono al punto di arrivo. Manca poco per farvi scoprire la fortezza sotterranea e il sacrario militare. Dopo l'emozione iniziale della vista panoramica, ritorno a rivedere spazi aperti. Dopo un'immersione nel bosco suggestiva e emozionante, ritorno ad avere una vista ampia e aperta sui pascoli, dove nel periodo estivo si trovano le mucche pronte a produrre in queste malghe che si trovano in zona dei prodotti caseari, veramente spettacolari, mentre la vista inizia ad aprirsi a 180 gradi, con la vista nella vallata e la vista nella pianura. Oggi è nuvolo e la foschia ne pregiudica la vista. Avrei potuto vedere Venezia. Qui finisce il sentiero 105, ma andrò a percorrere un'altra strada molto suggestiva che mi porterà in vetta, sempre su sterrato. Mancano ancora 400 metri di dislivello, quindi bisogna prendersela calma con il proprio ritmo. Per chi invece non ha più voglia di far fatica, si può raggiungere anche attraverso la strada asfaltata. Ma volete mettere l'immersione nella natura? Allora ci vediamo tra poco lì nella fortezza sotterranea. Mi trovo all'ingresso della fortezza sotterranea Galleria Vittorio Emanuele III. Pensare che è stata costruita nel 1917 con 24 perforatrici meccaniche, più di 5 km di gallerie in varie biforcazioni, varie diramazioni, 1500 metri. La galleria principale va a diramarsi, c'erano 140 postazioni, 72 di artiglieria, 70 di mitragliatrici. Qui ci stavano fino a 15.000 soldati. Questa cima non fu mai espugnata dal nemico. C'è una vista veramente incredibile. Tra poco entreremo grazie a un militare che mi permetterà l'ingresso all'interno della galleria. È un'opera di fortificazione militare veramente grandiosa. Pensare che è stata realizzata in soli 10 mesi e appena entrati si può vedere la mappa di quella che era questa fortezza. Era un qualcosa di veramente imponente e vasto. Per realizzarla fu necessario esportare circa 40.000 metri cubi di roccia impiegando 24 perforatrici meccaniche.
Purtroppo oggi non è possibile la visita completa della galleria a causa di alcune frane e sbarramenti artificiali, solo il primo tratto è visitabile in sicurezza. Inizialmente nel 1925 si voleva creare qui il sacrario militare, purtroppo a causa delle troppe infiltrazioni d'acqua fu abbandonato il progetto e fu creato poi successivamente il sacrario al di sopra della cima del Monte Grappa. L'intera struttura sotterranea era molto complessa e fornita di impianti elettrici e di ventilazione, di protezioni multiple, ad esempio contro i gas, di depositi di viveri e munizioni che potevano bastare fino a 15 giorni per 15.000 soldati senza rifornimenti. C'erano anche dei dormitori per le truppe e dei mezzi per la comunicazione telefonica. Qui accanto troviamo anche il museo. Nel museo possiamo vedere gli equipaggiamenti di cui erano dotati i soldati e diversi numeri, dei manifesti che vanno a rappresentare, dei numeri veramente enormi che vanno a raccontare il dolore e il sanguinoso evento della prima guerra mondiale. Fa venire i brividi. L'emozione che sto provando in questo momento è indescrivibile, c'è una vista spettacolare, le cime imbiancate che ho tutto attorno, qualche cumulo di neve e alcuni pertugi da dove uscivano le artiglierie lì in fondo e da dove ho appena visto dall'interno il pertugio da dove c'era il cannone che andava a puntare contro il nemico. La vista è veramente pazzesca. Lì in fondo il rifugio Bassano, la pianura piena di foschia, rende il tutto veramente suggestivo. Arrivo alla cima del Monte Grappa, qui trovo il sacrario militare. Sono nella via degli eroi, quella che va a dividere le salme austro-ungariche da quelle italiane. Qui ci sono 23.000 salme, 12.000 italiane e circa 10.000 austro-ungariche. Pensare che 10.000 di questi morti sono ignoti, non hanno un nome, sono stati ritrovati i loro corpi, ma senza nessuna medaglia che va a identificarli. Nella via degli eroi ci sono 14 cippi dove sono impressi i nomi delle cime del massiccio del Grappa, dove si sono disputate le sanguinose battaglie. Su questa linea di confine, lì in lontananza, invece il saccello della Madonna del Grappa, dove all'interno troviamo la statua della Madonna e al di sotto invece i 5 gironi dove sono sepolte le salme degli eroici soldati italiani. Il sacrario fu costruito nel 1935 durante il periodo fascista per esaltare il sacrificio degli eroici soldati in battaglia. Questo luogo oggi identifica, è simbolo della fratellanza tra i popoli e che non accadano più episodi simili. Si ha una vista inoltre che rende la pace. Nel proprio animo si ritrova l'equilibrio. Un pensiero va sempre, quando giungo in questa vetta, ai caduti, a chi ha dato la propria vita per la gloria, per la patria, e chi ha pensato ai propri cari, alle proprie famiglie, ai propri affetti, a tutte quelle cose che non hanno potuto vivere e oggi sono qui sepolti con uno sguardo verso il paradiso, sperando che non accadano più eventi di questo tipo nel mondo. Il video di oggi finisce qui, tornerò per la stessa strada dell'andata, 1250 metri di dislivello, 23 km, un percorso adatto a tutti sì, ma con un minimo di esperienza, perché comunque serve un bel allenamento. Per fare un giro ad anello si può scendere anche per Campo Croce, un tratto di asfalto, per poi addentrarsi in un tratto sterrato. Serve una buona abilità di guida, non ci sono tratti tecnici, però è dissestato e alcuni tratti sono stretti e leggermente esposti. Ho fatto un video anche qua nel canale, in salita vi lascio il link in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, se avete consigli, opinioni, scrivetemi tutto qui nei commenti. Non sono permaloso e non ho nessun problema, anzi il vostro supporto e i vostri commenti mi aiutano sempre a migliorare. Al prossimo video e ciao da Federico.